Avevo 5 anni. Stavo giocando nel giardino di casa mia. Ero felice. Ogni cosa si fermò. Inizia così il video La realtà di un sogno, realizzato da Emica Berlin, Federico Michelone e Anna Sartori, studenti della quinta C dell'Ipsia Galilei di Castelfranco, e classificatosi al secondo posto al concorso nazionale indetto dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra sulla nascita dell'Unione Europea, istituzione che ha garantito, dopo i 2 conflitti mondiali, la pace tra le nazioni. Un cortometraggio che racconta la storia di una bimba che vede i giochi e i divertimenti della propria infanzia improvvisamente interrotti dallo scoppio della guerra. Abbiamo potuto esprimere di come è stata la guerra e di come abbia segnato in modo indelebile l'infanzia di tutti che hanno vissuto in questo terribile periodo. È stato pienamente sviluppato e realizzato in maniera originale attraverso un video emozionante che riesce a trasmettere con la sua semplicità e la sua efficacia le drammaticità della guerra. Il video si conclude con l'immagine di quella bimba ormai anziana stesa nel proprio letto e coperta dalla bandiera dell'Unione Europea. Grazie alla nascita dell'Unione Europea, i giorni del terrore e la paura cessarono di esistere. Da allora regnò pace tra i vari paesi annessi all'Unione.